c'è stato un importante dibattito che secondo me è servito anche a mettere un po' i piedi per terra, nel senso che è evidente, a nessuno sfugge che, lo dico chiaramente, no, la storia ha un peso. Il Prato della Valle è un bene culturale. Un bene culturale è caratterizzato da alcuni elementi sintetici che sono integrità e autenticità. Senza integrità e autenticità noi non avremmo mai avuto riconoscimento di patrimonio UNESCO dell'umanità. Questa città si apre, ed è, recepiamo il senso più profondo della mozione, ad una statuaria di genere femminile, e le donne padovane meritevoli di essere raccontate attraverso oggi direi il linguaggio dell'arte contemporanea sono veramente tantissime. La mozione è servita a portare, diciamo, l'attenzione di molti padovani sul bellissimo Prato della Valle, e a breve avremo una app che racconterà ogni singola statua, si racconterà. Dovremo verificare se c'è la possibilità, senza violentare quello spazio. Ovviamente, ribadisco, i pilastri non si toccano, perché non è solo un problema di vincolo giuridico, di rispetto diretto e indiretto. È evidente che andiamo a rompere un'armonia. Insisto, un bene culturale è una sintesi di storia. Non è che noi bilanciamo il peso negativo della storia con due donne sui pilastri, no. Non abbiamo fatto nulla, non penso che le donne si sentano felici di essere 78-2, è imbarazzante. È evidente che va ripensata una strategia narrativa in altri luoghi della città.